Marusca, tu non mi conosci, ma io ti conosco. No, io non ti conosco. Ma io ti conosco perché ti ho vista e come ti ho vista mi sono innamorato di te. Ma dimmi chi sei. Io mi chiamo Ugo, non so se tu hai mai sentito nominare questo nome. No. Non so, No. Infatti mi sono sempre tenuto in disparte. Però ti ho vista più volte, sai Marusca? Dove? In giro, qua e là. Ma io non ti ho mai visto, guarda. Non lo so se mi hai visto. Ma non lo so, neppure non lo so. No, comunque io vorrei farmi conoscere da te perché è troppo tempo che ti voglio bene in silenzio e non ce la faccio più a Ti resistere. ringrazio del complimento. Non ce la faccio più a resistere, Marusca, è una cosa più forte di me. Io sono un po' timido, devo dire la verità, e non sono riuscito mai a farmi vivo così di persona. Ma oggi ho detto, guarda, voglio telefonare a Marusca e mi sono informato sul tuo numero, così. Da chi ti sei informato? E c'è una persona che ti conosce e mi ha dato il tuo numero. O chi è? Mi ha detto di non dirtelo, non te lo posso Guarda dire. che puoi dirmelo, perché tanto... Ma senti, se sarà possibile conoscerti meglio, va forse, bene, vuol forse dire... te lo dirò. Va bene. No, perché sai, ho promesso di non dirlo. Non ha importanza, comunque Marusca, sei una donna splendida. ti ringrazio. Ma meravigliosa, guarda, io come ti vedo, non lo so, anche quando... Io non so nemmeno dove mi vedi, guarda, perché non so nemmeno di dove passo, non so, dove passi, Sì, insomma. no, passo da tante strade, ma non so indicarti niente perché... Ma non so. comunque questo non ha importanza, capisci Marusca? Va bene, sì. L'importante è che, guarda... E comunque un giorno si vedrà, via. Quando, Marusca? Ora non so, ora ho dei problemi, comunque Che problemi hai? è un giorno e ci si vedrà e si spiegherà tante cose. Mi piacerebbe tanto, guarda. Sì, guarda, anch'io voglio vedere. Ti piacerebbe conoscermi? Sì. Marusca, tu che hai qualche problema, che so, hai un marito? Perché questo io non so molte cose. No, io niente, perché Sei- io a un certo punto sono libera pensatora. Una libera pensatora? Sì. Una cosa bellissima questa, cioè sei una persona... Non ho nessuna legazione. Nessuna legazione No. perché sei una libera pensatora. Ho capito. E questo mi piace molto. Anch'io sono un libero pescatore, scusa, pensatore. Però ho avuto un'esperienza matrimoniale alle spalle, sono vedovo. Va bene, insomma, ora se ne riparlerà. Ma posso, come dire, richiamarti qualche volta, Marusca? Sì, hai voglia, non c'è problema, non Non- mi ammazzi mica, Cioè, non ti diamine. dispiace? Ecco. No, non mi dà noia nessuno. Se magari, ecco, poi io guarda, non esigo niente, solamente se un giorno mi concederai un appuntamento, ci vediamo da qualche parte. Va bene, un giorno si guarderà questa situazione com'è, va bene? Marusca, io, guarda, ti rinnovo il mio amore, io ti amo. Grazie, io ti amo. ringrazio. E quindi spero di chiamarti, forse lunedì ti richiamo, se posso, se vuoi, se non ti dispiace. Ma io sono in casa, ora te l'ho detto, ora ho delle cose e non posso andare oltre. Va bene Marusca, ti richiamo io. Va bene. Grazie. Buongiorno. Ciao amore, ciao. Io richiamo Marusca adesso, dopo che ci siamo rinfrescati la memoria. Io la richiamo perché non ho fatto che pensarci. Giuro, ieri, tutto il giorno, domenica, non ho fatto che pensare a Marusca. Sperando che, vediamo. Che si ricordi di me. Pronto? Marusca? Sì? Oh, ciao. Ti ricordi di me? Sì, va bene. Sono Ugo. Sì, va bene. Va bene? Sì, ho capito. Ecco, senti, posso parlarti? Sì, parla pure te. Perché? Vai, parla. Dai, poi io... Chi c'è lì? No, parla, perché poi ti spiegherò fuori. No, chi è che parla? No, perché non posso ora spiegare tanto. Ma sento una persona che urla. Sì, è una persona ignorante. Ma chi è? Parla pure. No, ma io non capisco bene, scusa, io Sì. non parlo se sento questi discorsi. No, parla. Se non sei solo. Ma chi è che dice parla? No, Dai. no, dimmi chi è che dice parla. No, poi ti spiegherò, non posso ora. Spiegami. Ti spiego giù. Giù quando? No, ci vedremo e ti spiegherò. Ma no, mi devi dire chi è quella persona, poi mi spieghi subito, altrimenti io lo riattacco, No, è una cosa lunga, bisogna che te lo spieghi a quattro. Ma è una persona che vive lì con te? È prima. Sì. Prima? Sì. È il tuo ex uomo? Sì.
Ah no, sarà meglio che non ti chiami, cioè che io riattacchi ora, ti richiamo un'altra volta. No, Perché poi, ascolta. non vorrei che ti facesse del male, capisci? No, non c'è più problemi. Che sento che urla. Comunque, ascolta, ti spiego una cosa. Ora io ho dei problemi per conto mio. Comunque, dopo le feste, devo spiegare tante cose. A chi? Ci vedremo e spiegheremo, va bene? Sì, ma mi passi quella persona lì? Perché No. Perché sembra che non sia normale, ma parla. Sì, ha indovinato, forse sì, però dopo le feste devo spiegare tante cose. Ma ora, a chi le devi spiegare, scusa? Facciamo un chiarimento e devo dire tante cose, però ora no. Ma a me le devi dire? Sì. Ma chi è? Mi dici chi è, scusa? Ora non posso parlare. Che io sono anche geloso, capisci? Ora non posso parlare, capito? Però tu ci pensi un po' a me? Ora, tanto io questa spiegazione la voglio, hai capito? Ma... È una cosa che dobbiamo chiarire, però ci vediamo una mattina per chiarire tante cose, però ora non posso. Una spiegazione di che cosa, dimmi? Per eliminare tutte queste discussioni qui, perché non mi vanno bene, via. Ma quali discussioni? Che lo vedi che la gente che si impiglia qui quando parlo non mi dà... La gente? Sì, qui, a me non mi sta bene che ascoltino. Ma chi? Non posso ora, via. Chi sta ascoltando? Ah, lui? Sì. Ah, non vuoi che ascolti? Sì. Ho capito. Ma lui domani c'è in casa? Ma che ci fa lui se era il tuo ex uomo, scusa? Che ci fa lì in casa? Se può farla verso le 10:30 o l'11, poi ti spiego qualcosa. Non so se posso, ma lui c'è sempre a quest'ora? Sì. Accidenti. Sì. Ma perché, scusa? Allora non è il tuo ex uomo, tu allora ce l'hai un uomo? No, è una cosa lunga, Ce l'ha? No, non ho capito, scusa. Non posso spiegare, via ora. Non riesco a capire, guarda, ecco. io sono frastornato. Sì, e io non posso spiegare. No, eh? No. Accidenti. Come ieri, no, cioè sabato eri sola? No. Nemmeno sabato? No, non posso spiegare, no, ma non è così. Non è così? No, ma ora non posso spiegare. Va bene? Ma io, guarda, sono rimasto malissimo, guarda, scusami. No, sì, non vorrei averti disturbato, tra l'altro. No, a me no. Io conosco caratteri, oramai a me non mi fa più effetto niente. Ecco, no. No. No, ecco. Pronto? Sì. Ecco, io non vorrei che essere diventato una persona, uno di troppo, capisci? No, a me non ci risentiremo, via. Ci risentiremo? Sì. Ma quando? In altri momenti poi parleremo di tante cose, ora no. Ma mi vuoi un po' di bene? Via, poi ora non posso parlare. Ma quanto mi ami? Via. Pronto? Ma perché dice ciao quello lì? Sì, bisogna che butti giù, perché a me la gente pillaccherona mi dà noia. Lui è pillaccherone? Sì. Ah, meno male, non dici mica a me, vero? Non dici mica a me. No, me ne riguarderei bene. È perché sento che sembra come un pappagallo che ripete le cose. Sì, ma è così. È così. Senti, dice ciao, sembra un pappagallino, ma... Sì, è proprio aereo, via, e non si può. Sta sul trespolo? Sì. Ma guarda, ragazzi. Via, comunque va bene. Cosa mi capita con la donna che amo? Posso richiamarti domani? Ma non in queste situazioni. Ma non so, io ti chiamo, non so che situazione ci sia in casa tua, capisci, Marusca? Io sono innamorato, non ce la faccio più. Comunque ci si sentirà, ci si vedrà per una spiegazione, però ora non posso. Ma una spiegazione me la devi tu a me. Sì, va bene. Io a te che ti devo spiegare. Ti ho già spiegato che ti amo, Marusca. Sì, va bene, va bene, è quello, però va bene, però ora non... Ho questi giorni e subito dopo le feste io darò questa spiegazione. Ma scusa, ma questo signore qui ci fai ancora l'amore tu? No e no. Ma ce lo facevi prima? Erano altri tempi. Ah, erano altri tempi? Ma lui è andato un po' via di cervello? Cioè, sento che parla di modo strano. Non lo so capire più. Non lo capisci più, eh? No. Figurati io, che non lo conosco. Effettivamente io, da quello che ho capito, è una persona che, insomma, parla un po' a vanvera. Sì. Cioè, tu non puoi stare al telefono e lui urla, magari. Sì, va bene, sì. E ti rovina anche le telefonate, anche quelle belle come questa. Sì. E allora io bisogna che butti giù.
Ecco, lo butti giù dalla finestra? No, che No, mi dici? no, bisogna butti giù il telefono. Ho capito. Allora ci sentiamo? Sì, va bene. Marusca, io guarda, mi dispiace di averti disturbato. No, non c'è niente di quel genere. No, non ti preoccupare. Io vorrei appunto sentirti in una situazione più tranquilla, ecco. Ma oramai... Ma lui vive lì con te? Fisso? Sì, Accidenti. Ma è ma è una cosa troppo lunga. Ma non eri una libera pensatora tu? Sì, e sono. E senza legazioni, hai detto? Sì, Senza sì, legazioni. sì, proprio. E allora se sei senza legazioni, questa è una legazione, scusa. No, è troppo lungo il discorso, non si vuole, via ora. Accidenti, guarda, sono curioso. No, non posso, bisogna che butti giù, via. Tesoro mio, scusami allora. Sì. Scusami tanto. No, via. Ti richiamo quando posso. Va bene, Spero via. di trovarti più libera magari. Va bene, via. Va bene? Buongiorno. Ciao tesoro. Ma la cosa si complica, sempre più strana la faccenda, no? Libera pensatora, senza legazioni, e la legazione c'è, quello di dietro che urlava. Ma chi è? Chi sarà l'uomo del mistero? The Man of Mystery. Il suo uomo? Il suo ex uomo? La sua cattiva coscienza? Chissà, non sappiamo e forse non sapremo mai. Ma io la richiamerò. Sicuramente.